Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro con il giudice Caselli. Quando mi hanno prospettato l'opportunità di moderare un dibattito e di presentare il giudice Caselli, ho immediatamente accettato perché è indubbiamente un grande onore soprattutto in quanti credono nella giustizia, e il giudice Caselli ha dimostrato che la giustizia in Italia, se vuole, può funzionare, può esistere, ed è soprattutto interessante sentire le parole di Caselli per capire che differenza ci può essere fra delle inchieste fatte come Dio comanda e delle inchieste non fatte. Io partirei immediatamente con una domanda d'obbligo al dottor Caselli. Ha un rimpianto per aver fatto questa scelta di magistrato? Domanda al contrario, a partenza, poi andiamo in crescere. Innanzitutto, buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza. Può essere difficile da credere, 46 anni sono tanti, 46 anni ricchi o pieni di esperienze anche difficili, prima l'antiterrorismo, poi il Consiglio Superiore della Magistratura, 4 anni duri anche quelli, poi la Presidenza della Corte d'Assise a Torino, poi la domanda di trasferimento da Torino a Palermo dopo le stragi, la morte di Falcone e Borsellino, quasi 7 anni di antimafia a Palermo, poi la direzione delle carceri, poi un'esperienza in Europa come rappresentante italiano in una struttura che si chiama Eurojust, di coordinamento delle inchieste giudiziarie transnazionali, poi rientro a Torino, prima come procuratore generale, poi mi sono retrocesso, caso quasi unico nella magistratura italiana, da procuratore generale sono sceso su mia domanda a procuratore della Repubblica, e come procuratore della Repubblica ho chiuso la mia carriera con varie inchieste sulla criminalità in Piemonte, in particolare le presenze 'ndranghetiste in Piemonte. Un'operazione, la prima di tante, denominata Minotauro. Sapete che c'è il vezzo di chiamare le operazioni investigative giudiziarie con questo o quell'altro nome. Questa si chiamava Minotauro, 150 arresti di colpo in provincia di Torino, e non cito questo numero per il gusto di fare il ragioniere, lo statistico del crimine, ma perché 150 sono un bel pacchetto e rivelano una presenza massiccia, preoccupante in provincia di Torino. E posso fare questo numero perché quei 150 sono stati tutti giudicati fino al livello ultimo della Corte di Cassazione, e la Corte di Cassazione ha confermato la condanna praticamente di tutti e 150 questi soggetti. Rimpianti. Una cosa che non è riuscito a portare a termine, siccome ha un curriculum, ma questo lo vedremo dopo, vastissimo, nel senso che ha veramente arrestato tutti, dai principali mafiosi ai principali terroristi, no? Ma c'è uno che in qualche modo, vuol dire, magari è stato arrestato da un suo collaboratore, successivamente altro, un'operazione che non le hanno fatto portare a termine. Ma nel libro racconto anche i momenti, diciamo così, di difficoltà, i momenti antipatici, i momenti decisamente in salita. Però la domanda su dei rimpianti mi sembrerà retorica, mi sembrerà che ci sia persino un po' di arroganza da parte mia, per carità, non lo escludo, ma io rispondo dicendo che, quale che sia l'esperienza che stavo contingentemente in questa o quell'altra fase vivendo, ho sempre cercato di fare il mio dovere e di farlo ubbidendo unicamente alla legge, alla mia coscienza e alla ricerca, nei limiti naturalmente della legge che dovevo volta a volta applicare, dell'utilità generale, mai
seguire, assecondare gli interessi particolari di questo o di quello, ancorché fosse magari un palazzo, un potentato economico, politico, culturale, eccetera. La legge, la mia coscienza, l'interesse generale della collettività. La politica l'ha aiutata, dottore, o l'ha ostacolata nelle sue scelte? E allora chiudo, siccome questi sono stati i miei fari, per così dire, i miei punti di riferimento, avendoli avuti senza mai cambiarli, ecco, rimpianti non ne ho. Poi se sono riuscito o non sono riuscito a attuare i miei programmi, legge, coscienza, utilità generale, eccetera, tocca a altri a dirlo. Io ci ho sempre provato. Nel momento in cui qualunque cosa abbia fatto, qualunque cosa sia successa, ho provato a muovere lungo questa strada, ecco, rimpianti non ne ho. La politica. È difficile rispondere in maniera breve e omogenea a questa domanda. La politica a volte mi ha sostenuto come la politica, quella seria, quella vera, quella che si occupa del buon governo, non può non sostenere l'azione della magistratura, in particolare contro il terrorismo, contro la mafia. Altre volte invece mi ha ostacolato anche pesantemente. Visto che non vorrei che pensaste che tutto sia stato rose e fiori, io come procuratore capo di Palermo mi sono occupato non soltanto dei mafiosi cosiddetti di strada, Rina, Brusca, quello del tasto che ha fatto polverizzare 1,5 chilometri di autostrada a Capaci, 1,5 chilometri di autostrada polverizzato, Questa è la potenza micidiale, feroce, spietata di Cosa Nostra quel 23 settembre di quasi 25 anni fa. Rina, Brusca, Bagarella, Aglieri, Vito Vitale, Gaspare Spatuzza, Mariano Tullio Trovia e via seguitando un'infinità di mafiosi arrestati di strada, ma finché ti occupi di questi vai bene. Quando ti occupi dell'altra faccia del pianeta mafia, la mafia non è soltanto gangster, mafiosi di strada, quelli che ho già elencato, la mafia è anche coperture, collusioni, alleanze torbide con pezzi. Attenzione, non generalizziamo, non tutta la politica è così, ma pezzi, anche consistenti a volte, della politica, come della finanza, dell'economia, della cultura, dell'informazione, delle stesse istituzioni della società civile, pezzi che dovrebbero essere dalla parte della legalità, stare dalla parte della legalità, quindi anche con magistrati, le forze dell'ordine, invece le ritroviamo dall'altra parte. Cercano di non farsene accorgere, cercano di fare queste cose col massimo segreto per rimanere impuniti, ma se ne trovano molti. Ecco, io a Palermo ho indagato a 360 gradi, non solo i mafiosi di strada, ma anche questi imputati che si chiamano eccellenti, alleati occulti della mafia. Anche qui molti nomi. I due principali sono Giulio Andreotti e Marcello Dell'Utri. Solo che, ripeto, finché ti occupi di mafiosi di strada va tutto bene, quando facendo il tuo dovere ti occupi anche di imputati eccellenti, apriti cielo. Devi mettere in conto, questa è una specie di regola dei rapporti tra politica e giustizia, tra potere e giustizia nel nostro paese, che sarai attaccato, ti metteranno i bastoni fra le ruote, ti aggrediranno in tutti i modi. Ecco, potrei raccontarne tante di vicende di questo genere. Cito quella che mi dà ancora fastidio adesso. Io sono l'unico magistrato al mondo, che sarò anche vanaglorioso, ma è la verità, però non c'è tanto da gloriarsi questa volta, l'unico magistrato al mondo che vi hanno fatto per lui, proprio per lui, specificamente per lui, una legge contro la sua persona. La legge che è stata fatta specificamente contro la mia persona, legge Contra Caselli, è quella che mi ha tagliato fuori, mi ha impedito di partecipare fino in fondo al concorso per diventare eventualmente procuratore nazionale antimafia dopo la fine del mandato di Pierluigi Vigna. Faccio la mia domanda, con me altri magistrati, CSM
isola due pretendenti, per così dire, il sottoscritto e Pietro Grasso. La commissione competente, commissione uffici direttivi, vota prima di andare al plenum dove si deciderà in via definitiva. La votazione della commissione uffici direttivi è 3 voti a Grasso, 3 voti a me, parità 3-3. Su questa posizione di parità si va in plenum e lì, allora erano 36 componenti del CSM, decidono chi dovrà essere il procuratore nazionale antimafia nuovo. Solo che la sera prima, praticamente, alla vigilia del plenum, in fretta e furia, dalla sera alla mattina, viene approvata una leggina contra persona, la mia persona, la quale dice testualmente che non può fare il procuratore nazionale antimafia chi ha già compiuto 65 anni. Parentesi, noi andiamo in pensione a 75, 70, 75. Questa cifra, 65 anni, era così, un uomo fuori dalla cesta, ma guarda caso erano gli anni che avevo appena compiuto io. Per cui il Consiglio Superiore dell'Amministratore mi cancella, mi esclude dal concorso, e l'unico che va davanti al plenum è Grasso, che viene, ovviamente c'era solo più lui, nominato procuratore nazionale antimafia. Perché questa legge contro la mia persona, attenzione, che 2 anni dopo sarà dichiarata illegittima, incostituzionale dalla Consulta, e quindi non esiste più nel nostro ordinamento, perché era un'aberrazione, una stortura, se non altro perché se un concorso è in atto, le regole di quel concorso non si possono cambiare. Quando si sta giocando la partita, l'arbitro non può dire adesso io cambio le regole. È una vergogna. Ma è avuto tessere di partito. In uno Stato democratico. E quindi, ecco, un torto che mi è stato fatto, un torto clamoroso, ma perché? Detto, documentato, nomi, cognomi e indirizzi anche nel libro, perché? Che è sparito, spero che non mi serva poi citarlo. Anche perché rubare a No, lei, non è rubare. Vuol dire che non è rubato a lei, vuol dire. No, perché se devo. Grazie. Io adesso che le ho Ah, grazie, allora il prezzo del caffè, benissimo. Perché detto, per scritto, proclamato pubblicamente, eccetera, non ero degno di fare il procuratore nazionale antimafia perché dovevo pagare il processo Andreotti. Avevo osato processare un signore, 7 volte Presidente del Consiglio, una trentina di volte Ministro, non mi ricordo più quante, e dovevo pagarlo, questo coraggio, perché secondo loro non era stato coraggio, ma era stata una prevaricazione, perché, e molti lo pensano ancora oggi, chi vede soltanto porta a porta ne è assolutamente convinto, Andreotti è stato assolto, non solo assolto, Andreotti è stato perseguitato da questo, scusatemi la parolaccia, fottutissimo giustizialista, che lo ha costretto a percorrere un calvario dolorosissimo di quasi 10 anni. Peccato che basta leggere le sentenze, in particolare l'ultima, quella della Corte di Cassazione, la verità è tutt'altra. Andreotti, dalla Corte d'Appello di Palermo, è stato dichiarato responsabile fino al 1980 per aver commesso, non c'è bisogno di leggere le 1500 pagine della sentenza, basta leggere le ultime 5 righe, 5, quelle che si chiamano, quelle che costituiscono il cosiddetto dispositivo, prove, racconto delle vicende, ancora prove, alla fine lo sapete, PQM per questi motivi dichiara innocente, colpevole, condanna, non condanna. Beh, basta leggere il dispositivo per trovare scritto, dichiara non doversi procedere, perché il reato commesso, ma commesso, è estinto per prescrizione. Non è una soluzione. Si assolve chi non ha fatto niente. Se uno ha fatto qualcosa, come in questo caso, viene dichiarato responsabile per aver commesso il reato, non scatta la condanna perché è passato troppo tempo, la prescrizione, di cui avete sentito molto parlare perché non si riesce a modificarla nel nostro paese, allineando il nostro paese alle altre democrazie occidentali. Beh, ecco, allora la legge contra persona per aver fatto il proprio dovere e per aver avuto ragione, addirittura in Cassazione, l'ultimo grado di giudizio. Dovevano farmela pagare, me l'hanno fatta pagare, ma attenzione,
Un mio collega, Marcello Maddalena, quando ero diventato ormai procuratore della Repubblica di Torino, in occasione della inaugurazione di un anno giudiziario, il procuratore generale all'epoca Ruti pronunciava il discorso inaugurale con tanto di toga rossa, Ermellini e via seguitando, proprio ex cattedra, grande solennità, dice a tutti i colleghi del distretto della Corte d'Appello di Torino riuniti nell'aula magna del Tribunale: guardate, questa legge sì contra Caselli, ma non è soltanto contro di lui, è anche e soprattutto contro tutti quelli fra i 9.000 magistrati quanti siamo che vogliono come lui essere indipendenti, autonomi, non ubbidire a niente e a nessuno se non alla legge e alla loro coscienza. Allora è una cosa che mi ha dato fastidio, ancora oggi quando ne parlo mi gira sullo stomaco, ecco, parliamoci chiaro, non è bello essere cacciato, tagliato da un concorso, violando, modificandoti le regole sotto il naso mentre stai giocando la partita. È ignobile, è infame, è indegno. E però c'è anche un aspetto positivo, perché è una sorta di premio, una sorta di fiore all'occhiello, perverso, maligno finché volete, ma tale, alla mia autonomia, alla mia indipendenza. E per un magistrato, prego di credere, questo è il regalo più bello che gli si possa fare. Me l'hanno fatto in una maniera perfida, ma me l'hanno fatto. Chiedo scusa, arrivo da Trieste, ho fatto le capriole e i salti mortali, un caffè, pitemi, me lo metto. Approfitto del posto di caffè per chiederle: Grasso adesso Presidente del Senato? Chiedo scusa? Grasso. Ah, Grasso. No, Grasso è Presidente del Senato, vuol dire. Ah, Grasso è il Presidente del Senato. Sì, è lui. Sì, è lui. Ecco. Poteva diventare anche Presidente del Consiglio in questi giorni, quindi dico... Prima o poi lo diventerà, perché Grasso è uno che ha i suoi meriti, le sue qualità, un professionista, ecco. Però quello che gli rimprovero, lo scrivo anche nel libro, che soltanto 2 anni dopo, in un'intervista sulla Stampa di Torino, il giornale della mia città, tra l'altro, alla Licata, se ne viene fuori dicendo mi dispiace di avere vinto con questo strappo alle regole che ha danneggiato Caselli, perché io sono uno sportivo e avrei voluto vincere senza strappi, senza violazioni della regola. Beh, io gli ho anche scritto, al giornale ho scritto una lettera dicendo: ma ti svegli 2 anni dopo? Subito dopo non ha avuto niente da dire, tu e il Consiglio Superiore della Magistratura andava bene, prima incassi e poi no. Ripeto però, che non vuol dire che non abbia fatto bene il Procuratore Nazionale Antimafia, che non stia facendo bene il Presidente del Senato e magari che farà bene il Presidente della Repubblica o del Consiglio. È che lì io sono stato vittima di un'ingiustizia e il beneficiario di questa ingiustizia si chiama Pietro Grasso. Ecco, quindi insomma è un ritaglio che non tutti credo conoscevano, questa parentesi che è molto interessante. Negli anni 70, parliamo addirittura del 74-76, lei è protagonista di un periodo molto importante. Stiamo parlando degli anni di piombo del terrorismo e effettua anche degli arresti eclatanti. Qual è stato il suo approccio alla lotta al terrorismo? Durante gli anni di lotta, di contrasto alla criminalità terroristica, Brigate Rosse e Prima Linea, un'altra banda armata altrettanto pericolosa, altrettanto sanguinaria, di cui si parla un po' meno perché è la più famosa di queste bande terroristiche sono state le Brigate Rosse. Io ho avuto, tornando alla domanda, sono stato, ti ho aiutato, ti è stato vicino, non è stato vicino, la fortuna di avere a disposizione, come tutti i magistrati che si occupavano di antiterrorismo, ma quelli di Torino in modo particolare, 2 nuclei, uno dei carabinieri, l'altro della polizia giudiziaria, speciali, nel senso che erano stati costituiti ad hoc, con riferimento proprio al problema Brigate Rosse e poi anche Prima Linea. Quello dei carabinieri era diretto dalla Chiesa, un grande personaggio, quello della Polizia di Stato da un altro grandissimo personaggio, il questore Santillo. Gente di primissimo ordine, specialisti preparati al massimo livello, ottimamente coordinati dalla Chiesa Sandillo
e io ho raccolto la fortuna di raccogliere i frutti del loro lavoro. Di più, io comincio a occuparmi sostanzialmente di questi problemi quando le Brigate Rosse a Genova sequestrano un magistrato, Mario Sossi. Siamo nel maggio del 74, il processo della Cassazione viene assegnato a Torino e finisce sul mio tavolo. In quel momento comincio a vivere scorzato, praticamente per sempre fino ad oggi, ma l'altra mia, virgolette, fortuna è che io ero giudice istruttore, una figura processuale che adesso non esiste neanche più, nell'89 il nuovo codice del giudice istruttore viene cancellato. Anche Falcone, anche Borsellino, anche Caponnetto, anche Chinnici erano giudici istruttori. Giudice istruttore ero, ma in quanto giudice istruttore dovevo avere accanto un pubblico ministero, un magistrato, un rappresentante della pubblica accusa. Poi adesso non sto a dilungarmi, il giudice istruttore faceva tutto e di più, ma doveva esserci per legge, per ordinamento giudiziario, accanto a lui, insieme a lui, un pubblico ministero. Io ho avuto la fortuna, l'onore, di avere come pubblico ministero Bruno Caccia, magistrato molto più anziano di me, ma anche, non solo perché è più anziano, molto più preparato, molto più esperto, molto più bravo di me, che mi ha preso per mano, avrebbe potuto guardarmi dall'alto in basso, io ero un pivellino rispetto a lui. Lui era uno dei sostituti della Procura Generale di Torino, perché avevano avvocato questo processo per l'importanza che il processo aveva. Invece di guardarmi dall'alto in basso mi ha preso, tenuto per mano e mi ha insegnato tutto quello che in quel processo e poi successivamente un magistrato giovane poteva desiderare di apprendere. Ecco, e qui i risultati positivi, decisamente positivi, testimoniano anche una forte presenza, capacità di organizzarsi dello Stato. All'inizio sono solo giudice istruttore, poi man mano si formano i primi pool. Pool è metodo di lavoro che diventa notissimo in Italia e nel mondo con Falcone e Borsellino, ma il primo pool si costituisce a Torino ad opera dei magistrati antiterrorismo. Voglio raccontare come, e poi chiudo questa risposta come tutte le altre, scusatemi, se fosse mia moglie che stasera non ha potuto venire, sarebbe già in prima fila che mi fa il segno di tagliare, se qualcuno vuole lo faccia anche lui, perché mi rendo conto che così ho perso il filo anche. Parlavo del pool. Ah, ecco, il primo pool. Per dirvi con che razza di magistrati ho avuto l'avventura, la fortuna di lavorare. Nel 76 le Brigate Rosse uccidono, per la prima volta deliberatamente, avevano già ucciso proprio a Venezia, Mazzola, Giralucci, ma secondo il loro linguaggio poco piacevole era stato un incidente sul lavoro, ecco, più o meno. Per la prima volta sicuramente vanno sulla strada per uccidere a Genova nel 1976 e uccidono il procuratore generale di Genova, Francesco Cocco, e gli uomini della sua scorta, Saponara e Deiana. È un vero e proprio attacco al cuore dello Stato. Cocco avrebbe potuto essere ucciso in qualunque momento della giornata, era un uomo che amava girare per i quartieri genovesi intorno a casa sua senza scorta. La scorta lo seguiva soltanto quando non se ne poteva fare a meno. Beh, le Brigate Rosse sapevano benissimo che avrebbero potuto colpirlo in qualunque momento della giornata senza scorta, rischiando anche di meno facendo 2 morti in meno. L'hanno colpito volutamente, deliberatamente, quando era con la scorta, per colpirlo, come dire, sul trono, per colpire attraverso lui lo Stato e colpire attraverso lui e la sua scorta lo Stato che lo proteggeva. Anche questo processo la Cassazione lo assegna a Torino. Voi sapete sicuramente, o se qualcuno non lo sa o non lo ricorda, vi permetto di accennarvi io, che quando un processo riguarda un magistrato come presunta vittima o presunto autore di un reato, quel processo non si può fare nella città in cui il magistrato interessato lavora. Quel processo deve andare in un'altra città in modo che ci siano maggiori garanzie, che non essendo i vicini di stanza, i magistrati che se ne occupano siano imparziali, terzi.
Ecco perché la Cassazione ha assegnato Xossi a Torino e adesso l'omicidio Coco Saponara de Iana sempre a Torino, e per connessione, siccome io mi occupavo già di Brigate Rosse, anche questo finisce sul tavolo. Solo che questa volta il mio capo, il consigliere istruttore, un grandissimo magistrato anche lui, Mario Carassi del Villar, magistrato di 10ª generazione, non come me che sono figlio di un operaio, lui era di un'altra categoria sociale, però un grande democratico, partigiano vero, autentico, nessun problema, ecco, da questo punto di vista. Però magistrato di 10ª generazione, i suoi antenati sicuramente magistrati per biglietto reale, quando c'era ancora la monarchia, magistrati li nominava il re con un biglietto. Mario Carassi, mi chiama nel suo ufficio e mi dice: Caselli, questo processo lo farai tu, perché ormai di Brigate Rosse dovresti, avendone fatti già alcuni dei processi, capirne qualcosa. Ma non lo farai più da solo. Dico: come consigliere, perché? E lui mi fa: perché le Brigate Rosse hanno cominciato ad uccidere e noi abbiamo un compito fondamentale, il compito principale, forse l'unico. Processi che ci vengono affidati, condurli a termine. Se sei solo e ti ammazzano, il processo è finito. Se siete in 3, e io voglio che siate in 3, ne ammazzano uno, gli altri 2 possono andare avanti. Lui era molto più raffinato, un intellettuale sofisticato. Tranquillizzante anche come approccio. Ecco, lo pesante è il mio racconto. Lui era un intellettuale raffinato, sofisticato, la dice meglio questa cosa. Io l'ho raccontata grossolanamente, brutalizzandola, per l'essenza poi rimane quella, ecco, la sostanza era quella, per cercare di far capire come quel grandissimo magistrato fosse animato dall'etica della responsabilità. E ce l'ha insegnata, ce l'ha inculcata a tutti i componenti del suo ufficio e a tanti altri magistrati della mia generazione. L'etica della responsabilità, cioè fare il proprio mestiere non preoccupandosi soltanto di avere le carte a posto, per così dire, ma preoccupandosi del risultato, la responsabilità del risultato, mettere in campo tutto di più nel rispetto delle regole per arrivare a un risultato, non fregarsene se si trovano o non si trovano i responsabili, se si arrestano o non si arrestano i latitanti, cercare di fare di tutto perché il risultato. Ecco, l'etica del risultato non è frequente nel nostro paese, non lo era allora e non lo è neppure oggi. Questo grande maestro ce l'ha insegnata, l'etica del risultato, e con lui nasce il primo pool. Insieme a Caselli, Luciano Violante, che dopo non molto lascerà la magistratura per darsi alla politica, e un altro magistrato di nome Mario Griffei, molto bravo. E in che anno arresta Curcio? Nel 76, subito dopo l'omicidio Coco. 76. Ed è lì che conia il termine che ci sono alcuni compagni che sbagliano? Ma compagni che sbagliano è il termine che hanno coniato alcuni pubblicisti, alcuni intellettuali, molti pubblicisti, molti intellettuali. Le Brigate Rosse storiche, quelle storiche, ci vuole molto per sconfiggerle. La battaglia, la guerra, il contrasto, chiamatelo come volete, dura qualcosa come una decina d'anni, pieni, tondi. All'inizio la strada è in salita, perché prospera, molto diffusa, una corrente di pensiero, fior di intellettuali, oltre che fior di sindacalisti, di politici, gente per benissimo. Però la moda era di parlare di compagni che sbagliano. Oppure un'altra moda, e qui sarà un grandissimo, formidabile scrittore, uno di quelli che io amo di più, Leonardo Sciascia, che si inventa la formula né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Ecco, 2 formule micidiali per quanto riguarda le capacità di contrasto istituzionale. Perché compagni che sbagliano vuol dire che i brigatisti rossi continuano a sperare, siccome vengono considerati compagni, che sbagliano ma compagni, che prima o poi quelli che li definiscono compagni che sbagliano, gli altri compagni si riuniranno a loro e scatterà la rivoluzione. È serbatoio continuamente.
è benzina continua nel serbatoio dei terroristi, questo compagni che sbagliano. Sperano di crescere in proseliti, sperano di crescere in affiliati, sperano che le loro forze si accrescano progressivamente finché si scatenerà la rivoluzione vera e propria. La stessa cosa, un po' più sofisticata, ma altrettanto, scusatemi l'espressione forte perché ho sempre pensato e detto così, idiota, né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Il nostro è uno Stato democratico, tanti difetti, tante fragilità, tutto quello che volete, ma è pur sempre democratico. Le Brigate Rosse sono criminalità pura, uccidevano una persona dopo l'altra, o gambizzavano, cioè rendevano storpie per tutta la vita, tante persone che per loro erano dei simboli eletti unilateralmente, erano loro che avevano dichiarato la guerra unilaterale allo Stato si difendeva soltanto, a simboli del potere cattivo che doveva essere abbattuto svegliando la gente stupida, tutti quanti noi, tutta quanta la popolazione, in particolare il proletariato, che non capiva che il nostro non era uno Stato democratico, ma uno Stato sostanzialmente autoritario, fascista, reazionario, ammazzandone uno e poi un altro ancora, la gente si sarebbe svegliata e si sarebbe coagulata intorno alle Brigate Rosse, avanguardie organizzate, e di nuovo la rivoluzione si sarebbe finalmente realizzata. Ecco, però questo momento difficile, queste storture, compagni che sbagliano né con lo Stato né con le Brigate Rosse, non durano indefinitamente. A un certo punto scompaiono, ma c'è voluta tanta fatica. Dal 76 dobbiamo passare al 77, l'omicidio a Torino di un anziano avvocato, ultra settantenne, quasi 75enne, Fulvio Croce, responsabile, presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino. Responsabile, agli occhi criminali delle Brigate Rosse, di fare il suo dovere. Qui siamo nella stagione di un processo, quello dei capi storici delle Brigate Rosse, per impedire il quale le Brigate Rosse hanno seminato una quantità incredibile di morti e di gambizzati. Hanno scaricato su questo processo una montagna di atti violenti, perché non si doveva fare questo processo. La lotta armata non si processa, la rivoluzione non si condanna, e chi prova a fare questi processi avrà del piombo. Croce aveva ai loro occhi criminali il torto di fare il suo dovere. In democrazia un processo senza difesa è una barzelletta, è una farsa, è una cosa ridicola. Croce, presidente dell'Ordine degli Avvocati, al processo, alle regole democratiche che lo presidiano, ci credeva, e quindi faceva il suo dovere organizzando le difese d'ufficio, che quando non c'è la difesa di fiducia devono per legge intervenire. Beh, detto fatto, lo hanno ammazzato aspettandolo una sera nell'androne del suo ufficio, sparandogli praticamente alle spalle, dopo avergli gridato avvocato, perché almeno si girasse un pochettino. Ecco, in quel momento la città di Torino crolla. A Torino, la civilissima Torino, la coraggiosissima Torino, in prima linea sempre nella lotta antifascista, nella lotta operaia contro la dittatura, in prima linea per la ricostruzione, per l'affermazione dei diritti civili che il fascismo aveva cancellato, che la Costituzione ci ha per fortuna restituito, in generale per le lotte di libertà, lo Statuto dei lavoratori e via seguitando. La civilissima Torino, la coraggiosa Torino, dopo l'omicidio Croce crolla, è in ginocchio. Il terrorismo ha vinto, la città è sconfitta. Perché? Perché era in corso, come ho detto, il processo ai capi storici delle Brigate Rosse, si doveva formare la giuria popolare. Il processo era di competenza della Corte d'Assise. Sapete che la Corte d'Assise è formata da 2 giudici togati, professionisti in toga nera, e da 6 giudici popolari, giurati con la fascia tricolore, che vengono estratti a sorte da apposite liste e poi nominati giudici popolari, se accettano. Beh, sul tavolo del Presidente della Corte d'Assise, un altro grande magistrato, Guido Barbaro, uno dopo l'altro, alla fine una vera e propria pila, una catasta, di certificati medici, ciascuno dei quali, con piccole variazioni, diceva: non posso fare il giudice popolare perché soffro di sindrome depressiva. La paura
si era scatenata. Era mai successo neanche in un processo di mafia, succede soltanto questa volta nella storia giudiziaria italiana. Per questo processo i capi storici delle Brigate Rosse non si forma la giuria, il processo viene rinviato di un anno. Ma la città comincia a riflettere che cosa fare perché questa sconfitta vergognosa possa essere ribaltata. E comincia, nel libro vi dedico molte pagine, la cosiddetta stagione delle assemblee. Assemblee difficili. All'inizio alle assemblee c'erano anche magistrati, poliziotti, stava nascendo il sindacato di polizia, che i brigatisti chiamavano, per la loro partecipazione alle assemblee, magistrati o poliziotti di guerra. All'inizio non veniva nessuno. La paura era tale e tanta che si ritrovava 2 o 3 relatori, in prima fila 2 o 3 organizzatori e il resto della sala completamente vuota. Poi la gente comincia a venire, però la paura è ancora fortissima. Tant'è vero che nella civilissima Torino non c'è il coraggio di alzarsi in piedi e fare la domanda al relatore perché risponda. Si fanno delle domande anonime su dei fogliettini di carta, non fosse un'offesa perché sono categorie diverse, potremmo parlare di pizzini, che venivano portati ai relatori che li leggevano e poi rispondevano. Per finire in progress, tanto tempo, tanta fatica, ma alla fine si arriva alle assemblee oceaniche di massa, per esempio in tutti i reparti della Fiat, dove c'erano i brigatisti, ancora non individuati, o tanti aspiranti brigatisti, lì ad ascoltare insieme a tutti gli altri. Queste assemblee si sono fatte dappertutto, nelle fabbriche appunto, nelle sedi di partito, tutti i partiti, nelle sedi di sindacato, nelle parrocchie, nelle chiese, nei circoli culturali, nelle scuole, dovunque ci fosse la voglia di qualcuno, di un certo numero di persone, di ritrovarsi a parlare insieme, usando le armi della democrazia, il diritto di stare insieme, il diritto di discutere, il diritto di parlare liberamente, il diritto di confrontarsi e di decidere con la propria testa, per stabilire insieme quale fosse la realtà effettiva, la realtà vera delle Brigate Rosse. Ma su che forza potevano contare le Brigate Rosse in termini quantitativo? Cioè, bisognerebbe fare tutta la storia delle Brigate Rosse, c'erano i militanti regolari, quelli che erano clandestini a tempo pieno, facevano solo e soltanto i brigatisti, e i militanti irregolari, quelli che erano personaggi che avevano un lavoro normale e che nei ritagli di tempo del lavoro, nelle ore libere, facevano i brigatisti. E c'erano in tantissime città, io un conto non l'ho mai fatto, ma un centinaio per città, quindi un minimo da 500.000, era un piccolo esercito. Prima linea, forse ancora di più perché erano diffusi nel movimento. Comunque, l'importanza delle assemblee è stata questa. Discutendo ci si accorge, ci si convince tutti insieme che il terrorismo non è soltanto nemico delle persone che ammazza o che gambizza, delle vittime che colpisce. Il terrorismo in realtà è nemico di tutti, perché stava mettendo a rischio, stava travolgendo i diritti e le libertà di tutti, stava imbarbarendo la vita civile, stava trascinando alla deriva la comunità verso soluzioni politiche per niente piacevoli, di carattere autoritario, ecco. Ricordiamoci se le Brigate Rosse avrebbero governato, se mai fossero arrivate al governo democraticamente. No, sarebbe stato un fascismo rosso, ma sicuramente, senza dubbio. Quando ci si rende conto di tutto questo, allora ecco che invece delle idiozie pericolose, compagni che sbagliano, né con lo Stato né con le Brigate Rosse, comincia l'isolamento politico delle Brigate Rosse di prima linea. La comunità dice no, io con questi non voglio avere a che fare, questi sono nemici della democrazia, miei nemici, stiano al loro posto che io sto lontano dal mio. E quelli che ammazzavano e gambizzavano, convinti di essere le avanguardie della collettività del proletariato,
quando constatano il crescente isolamento politico, entrano in crisi. Si accorgono di non essere l'avanguardia di niente e di nessuno, semmai l'avanguardia soltanto di loro stessi. Entrano in crisi, scoppiano politicamente e psicologicamente e comincia la slavina di pentiti, che non ci credono più. Guardate, tutti i pentiti di terrorismo, da Peci in giù, si pentono, collaborano, parlano, prima che sia approvata la legge di favore, la legge che prevede misure di favore. Parlano perché non ci credono più, perché sono scoppiati politicamente e psicologicamente, prima della legge. Ma sono scoppiati per tanti motivi: il fallimento politico del sequestro Moro, 10-15 anni di latitanza che stancano, logorano, l'isolamento politico, la conclusione nel rispetto delle regole di quel processo che non si doveva fare e sul quale hanno scaricato un volume di fuoco, quello ai capi storici, spaventoso. Ecco, questi fattori insieme li hanno messi in crisi. Ma è vero che durante un incontro in carcere con uno degli arrestati eccellenti, con Franceschini, le chiede come la pensasse? Cioè quasi si stupisce in qualche modo che lei non era allineato sulle sue idee. Allora, io sono un magistrato che ha contribuito alla fondazione e poi ha sempre fatto parte di Magistratura Democratica. Spesso si dice la corrente di sinistra, sbagliato. È una corrente a sinistra che culturalmente, per quanto riguarda soprattutto i problemi della giustizia, ha posizioni differenti da quei magistrati organizzati in altre correnti di centro o di destra che vorrebbero soluzioni diverse. È una stagione dei compagni che sbagliano e onestamente alcuni magistrati non volevano fare questi processi e non volevano neanche che altri li facessero. Perché erano compagni o perché sbagliavano? Perché la pensavano in una maniera sbagliata. Poi non so se fossero compagni, anche di Magistratura Democratica, molti di Magistratura Democratica ragionavano o ragionavano così. Per cui quando vengono arrestati Curcio e Franceschini e io e Caccia andiamo ad interrogarli, Caccia era un conservatore illuminatissimo, quindi dopo questo episodio che vado raccontando mi ha preso in giro per anni, ma proprio mi ha tolto la pelle, tanto mi prendeva in giro affettuosamente, ma Curcio cercava di catechizzare, diceva quali libri aveva letto, se li conoscevamo. Noi ovviamente non è che possiamo dire a uno stia zitto, voleva parlare, registravamo sia pure per grande sintesi le cose che si diceva, che possono sempre essere utili per ricostruire la personalità del soggetto che sta giudicando. Franceschini invece la prima cosa che dice quando si siede davanti a Caccia e davanti a me, fa: ma è vero che lei è di Magistratura Democratica? E io, occhi negli occhi, gli rispondo, non vedo perché dovesse rispondere diversamente, sì, perché lui capisce e sta zitto, non dice più niente. Ma lui voleva proprio farmi capire che in quanto magistrato aderente a una certa corrente a sinistra, erroneamente di sinistra, lì ero nel posto sbagliato. Dovevo essere con le Brigate Rosse, non contro. L'ho mandato con gli occhi e con la risposta sì a stendere, e lui poi, quando si compila la prima parte del verbale di interrogatorio, credo anche adesso, bisogna sapere luogo e data di nascita, paternità e maternità, adesso non più, titolo di studio, precedenti penali, eccetera, professione, lui risponde professione rivoluzionaria. Ma io di Franceschini ricordo soprattutto quella volta che vado a interrogarlo nel carcere di Cuneo Fossano, era un carcere comunque del Basso Piemonte, e siccome lui voleva, lo ammetterà poi dopo nei libri che scrive, far saltare il processo, l'inchiesta, facendo scadere i termini di carcerazione preventiva. Sapete che si può restare in carcere per un certo tempo stabilito dalla legge, entro quel tempo devi essere rinviato a giudizio, altrimenti esci automaticamente, scarcerazione automatica. Lui voleva far saltare il processo in modo da far decorrere i termini di carcerazione preventiva, allora mi aggredisce
Ero accompagnato per fortuna da un maresciallo dei carabinieri piuttosto, diciamo così, robusto, che lo ferma facilmente. Però un magistrato aggredito nell'esercizio delle sue funzioni si deve astenere, deve dire: io, signor consigliere istruttore, il quale si rivolge al Presidente del Tribunale, questo processo, valutate voi se posso ancora farlo o no, perché sono stato aggredito da uno degli imputati. I miei capi, Carassi e il Presidente del Tribunale, hanno detto: ma non se ne parla neanche, perché sennò basterebbe prendere a pugni un giudice istruttore dopo l'altro, e i processi non si fanno, è il nostro compito invece i processi è finirli, e mi hanno confermato per iscritto che potevo continuare. Ma intanto ho fatto una denuncia, intanto sono andato a sostenere l'accusa privata come persona danneggiata a Milano, foro competente contro Franceschini eccetera, che devo dire non me l'ha mai perdonata. Franceschini è uno che poi si è avvalso della legge sulla dissociazione, c'è la legge sui pentiti, non dimentichiamo che c'è anche stata un'altra legge, quella sui dissociati. Bastava prendere un foglietto di carta e scrivere: io, Giancarlo Caselli, o Pinco Pallo delle Brigate Rosse di Prima Linea, mi dissocio dalla formazione terroristica Brigate Rosse di Prima Linea di cui ho fatto parte. Data, firma, stop. Benefici di pena e trattamento carcerario diversificato molto importante soltanto con questo foglietto di carta. Sostanzialmente una amnistia. Quando Cossiga ha detto e ripetuto che bisognava risolvere il problema della lotta politica in Italia con una forma di pacificazione, in particolare con l'amnistia, faceva finta di non sapere che l'amnistia di fatto c'era già stata con la dissociazione. Ma, chiusa la parentesi, ecco, Franceschini è uno che anche nei suoi libri ama raccontare delle cose che appena un po' verificate non risultano vere, ma la farei troppo lunga. Ecco, vero che si era informato da che parte stavo, vero che avendo saputo da che parte stavo, c'era bisogno di dirglielo, se fosse stato appena un po' furbo, un po' informato, avrebbe capito che quella dei magistrati, quello delle toghe rosse era una balla, che poi qualcuno riprenderà e via seguitando, ma lui almeno avrebbe dovuto capire che non esisteva, fino ad aggredirmi in carcere fisicamente per impedirmi di continuare ad andare avanti. Molti anni dopo si comincia di nuovo a parlare di nuove Brigate Rosse. Secondo lei le Brigate Rosse, chiamiamole così o le chiamerebbero in qualche altro modo, è un fenomeno che può tornare? Ma sconfitte le Brigate Rosse storiche e Prima Linea storica, altri focolai di violenza armata li abbiamo avuti. L'omicidio di Lando Conti, del sindaco di Firenze, è il primo fatto eclatante che mi viene in mente, ma ce ne sono stati anche altri. Soltanto che oramai erano, anche dal punto di vista organizzativo, numerico, quantitativo, poca cosa. È stato facile alle forze istituzionali incaricate della repressione, del contrasto, venirne a capo. Quelle Brigate Rosse, le Brigate Rosse storiche, non torneranno sicuramente più, ecco. Però focolai di infezione, personaggi di varia estrazione, niente di omogeneo, niente di compatto, niente di piramidale come erano le Brigate Rosse, ma personaggi di varia estrazione qua e là, che ancora hanno un po' nostalgia della lotta armata e un po' velleità di riproporla, ce ne sono sicuramente. E ancora una volta, quando vengono fuori, si registra una certa indulgenza, chiamiamola così, da parte dell'intelligenza, da parte dell'intellettualismo nostrano. Perché parlare male di chi vorrebbe cambiare lo Stato, sia pure usando la violenza contro persone innocenti, non è tanto bello, non è di moda, ecco, non fa bello, ecco, appunto. E allora, ripeto, focolai di violenza non omogenei. Pensate ai forconi, questi signori che 2 giorni fa hanno inscenato, non c'è mica niente da scherzare, hanno arrestato simbolicamente, inscenato l'arresto simbolico di un ex parlamentare, tra l'altro torinese, lo conoscete? Napoli, che è stato sindaco di Giaveno, un paesino alle porte della Val di Susa per anni e anni e anni, uno conosciutissimo, ma uno che l'ha preso a caso, ecco. L'hanno
gli hanno letto un capo d'accusa, poi lo hanno brutalmente preso sotto braccio e se lo volevano portare via. Se non intervengono i poliziotti, Dio solo sa se lui non fosse riuscito a scappare. Ecco, questo è un fatto di una gravità inaudita, è squadrismo, questo è squadrismo, è il ritorno di, mi pare un titolo di Repubblica molto azzeccato, fiammate o bagliori di squadrismo, è così, attenzione a queste cose qua, attenzione. E, ripeto, di tutt'altra pasta, con una sostanziale disomogeneità, persone tentate dalla violenza, che qualcosa di violento praticano, ammantandosi di nobiltà, eccetera, ce ne sono di nuovo. Ripeto, le Brigate Rosse, così come erano strutturate, la pericolosità terribile, spietata delle Brigate Rosse, 15 anni di morti, di gambizzati, 15 anni di lutti, di sofferenze, non possono più tornare. Però focolai di infezione, di qua come di là, di sopra come di sotto, ho fatto l'esempio dei forconi, ma potrei farne altri, ce ne sono sicuramente nel nostro paese. Bisogna essere molto attenti, non sottovalutare nulla, perché le Brigate Rosse a un certo punto hanno cominciato ad imperversare, quasi impunite, ci sono voluti 10 anni, perché all'inizio sono state sottovalutate, compagni che sbagliano, né con lo Stato né con le Brigate Rosse, quasi una patente di legittimità. E vabbè, siete un po' birichini, ma passerà, adesso siamo dalla vostra parte, dai, non pensate che siamo dalla parte. Ecco, io per esempio in quel periodo venivo regolarmente accusato, anche pubblicamente, da persone che poi diventeranno mie amiche al 1000 per 1000, come io amico loro al 1000 per 1000, partigiani, uomini politici, di essere un fascista al servizio, un servo sciocco al servizio di quel bieco reazionario che era, secondo loro, il generale Carlo Alberto della Chiesa, un fascista. Finché c'era la stagione dei compagni che sbagliano, chi si occupava dei compagni che sbagliano era un fascista. Quando poi faccio domanda per andare a lavorare a Palermo, un signore di nome Salvatore Riina, inteso Totò, nell'aula della Corte d'Assise di Reggio Calabria, dove si celebrava il processo a un magistrato di nome Scopelliti, che doveva sostenere l'accusa a Palermo contro le cosche mafiose facenti capo appunto alla Riina, pubblicamente, udienza pubblica in favore delle telecamere di tutto il mondo, dice al governo di allora, che era il governo Berlusconi, siamo nel 94, che il governo si deve guardare dal sottoscritto, da me, perché sono pericoloso, perché manipolo i pentiti per far del male agli altri. E sono tutto questo perché il signor Riina mi definisce comunista. Prima ero fascista, adesso vado a lavorare a Palermo, divento comunista, sono così cambiato, ma io non me ne ero accorto per niente. Ecco. Poi quando torno a Torino e mi devo occupare di tanti problemi, per alcuni di coloro dei quali mi occupo sono anche di nuovo un fascista. E non solo, e questo veramente non so se ridere o mettermi a piangere, attenzione, tutte quelle scritte sui muri di Torino, Caselli boia, Caselli torturatore, Caselli farà la fine di Moro, Caselli come Ramelli, eccetera, anche Caselli mafioso. Ora un poveretto che fa domanda per andare a lavorare a Palermo dopo le stragi, definirlo mafioso mi sembra un po' troppo. Dico sempre, spero di non urtare la suscettibilità di nessuno, che ci manca solo più che nella mia città, sapendo come la penso, mi scrivano Caselli Juventino ed è finita. Questo non lo possono proprio scrivere. Apprendo con dispiacere che lei non è juventino, ma a parte, è reciproco. a parte questa parentesi, nella mafia per molto tempo si è detto, io parlo da persone che hanno visto i film di mafia, che chiaramente non conosco la mafia, o almeno penso di non conoscerla, che tanto Stato era nella mafia, è vero? Sì, riprendo. O tanta mafia era nello Stato, non so quale sia più corretta l'espressione. Ma qui guardi, nel modificare i termini della proposizione, lei fa un po' di storia della mafia. Allora, mafia è Stato, non lo Stato naturalmente. Mafia è alcuni
uomini anche dello Stato, che dovrebbero essere dalla parte della legalità, che invece li ritroviamo dall'altra parte. Andreotti, Dell'Utri, Contrada, il vicecapo dei servizi e via seguitando. E questo è occulto, nascosto. Qualcuno ha scritto, ha detto che è il lato osceno della mafia. Non osceno perché fa schifo, anche perché fa schifo, ma osceno perché è obscena, fuori scena, rimane nascosto, non si deve sapere, ma proprio perché è il lato nascosto, sono le alleanze, le collusioni, le coperture di gente che conta, è la spina dorsale del potere mafioso. La spina dorsale del potere mafioso. Quindi questi rapporti tra mafia e Stato sono ontologici, non Stato, ho sbagliato anch'io, e pezzi della legalità, tra cui anche alcuni pezzi dello Stato. Questi rapporti sono ontologici. Finché c'è mafia, la mafia cercherà questi rapporti e finché riuscirà ad averli, sopravviverà. Però ecco l'inversione dei termini. Una volta erano i mafiosi che cercavano i politici per averne l'alleanza. Oggi si dice, io da parecchio tempo non faccio più questo mestiere, oggi si dice che sempre più frequentemente sono i politici che cercano i mafiosi. E qualcuno scherzando, ma mica tanto, dice invece di concorso esterno dei politici, di alcuni politici nella mafia, sempre più si verifica il concorso esterno della mafia nella politica. Non lo so, mettetela come volete, comunque un rapporto torbido, perverso, maleodorante tra mafia e pezzi della politica, dell'economia, della finanza, della cultura, dell'informazione, delle istituzioni, della società civile, esiste da sempre. La mafia ha 200 anni, tutte le mafie, Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta e via seguitando, esistono storicamente dimostrato da almeno 200 anni, 2 secoli. Vuol dire che sono sì criminali nel senso stretto, gangster, che fanno attività gangsteristiche di ogni tipo, in particolare traffico di droga, di armi, di rifiuti tossici, oggi anche di esseri umani, gioco d'azzardo, prostituzione, usura, appalti truccati, tutte cose che rendono fior di quattrini. E sono gangster, ma non c'è banda di gangster al mondo, proprio non ce n'è nessuna, che sia durata più di 40-50 anni. Dopo 40-50 anni le bande di gangster scompaiono, se non altro per motivi di carattere generazionale. I mafiosi no, 200 anni, 2 secoli. Vuol dire che sono sì gangster, e quali gangster? Pericolosi, ma sono qualcos'altro, anche. Questo qualcos'altro è ciò di cui abbiamo parlato già più di una volta stasera. Si chiama relazioni esterne, si chiama zona grigia, si chiama rapporti torbidi, perversi, con pezzi di questo o quell'altro mondo che dovrebbe appartenere alla legalità, invece lo ritroviamo. Ed è ormai un dato di fatto che la mafia non è quella che c'è solamente in Sicilia, ma c'è anche al nord. Sì, che c'è al nord, al centro, al nord del nostro paese la mafia, è una verità indiscutibile da ben oltre 50 anni. Leonardo Sciascia era un grande scrittore, un grande letterato, sapeva forgiare delle immagini che chiarivano subito i concetti, le idee. No, questo non è mio. Grazie, no, perché altrimenti non mi oriento, non trovo le parti che vorrei citare. Grazie mille, scusi tanto, no? Scusi tanto. Ecco, lui ha coniato la formula innalzamento della linea della palma, circa 60 anni fa. Era un'immagine figurata, letteraria, per dire che la mafia non rimaneva ferma dentro i confini del Mezzogiorno, ma la sua linea di presenza, di intervento, di azione, come la linea della palma, tendeva ad innalzarsi, si innalzava verso il centro, il nord del nostro paese. E c'è un'intervista che mi permetto di
raccomandarvi, se avete voglia di cercare nella sua integralità su internet, digitate Repubblica, Bocca, il giornalista che ha fatto l'intervista, Dalla Chiesa, l'uomo intervistato quando era prefetto di Palermo, Repubblica, e vi verrà fuori questa, nella sua tragicità, cupezza, meravigliosa intervista. Perché dico tragicità? Perché l'intervista è del 10 agosto 1982, pochissimi giorni prima della strage di Carini, che è del 3 settembre 82, strage nella quale la mafia uccide Dalla Chiesa, la moglie e il loro autista. Questa bellissima intervista, tragica, cupa, terribile, è una sorta di testamento spirituale del generale che, rispondendo alla domanda di Bocca di fare il punto sulla situazione della mafia sull'intero territorio nazionale, risponde testualmente con queste parole. Spero di non aver sbagliato pagina perché non mi quadra. Ah no, invece è giusto. Ecco, sentite Dalla Chiesa. In quel momento era prefetto di Palermo, per anni e anni come capitano dei carabinieri aveva lottato la mafia in Sicilia, era uno che se ne intendeva, ecco. Risponde: la mafia ormai è nelle maggiori città italiane. 1982 dice ormai è, vuol dire che c'è da chissà quanti anni prima di questa data. Comunque nell'82 è ormai nelle maggiori città italiane, dove ha fatto grandi investimenti edilizi o commerciali, magari industriali. A me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate, estorte, che architetti e grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne, oppure in ristoranti alla page, oppure in alberghi. Ma ancora più mi interessa la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, imprese, commerci, magari passati a mani insospettabili e corrette, sta nei punti chiave, assicura i rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere. La parola chiave è riciclaggio. Mafiosi, veniamo subito all'oggi, con le loro attività illecite accumulano, il calcolo è sicuramente per difetto, qualcosa come 150 miliardi di euro all'anno. Più dell'evasione fiscale che è 120, più della corruzione che è 60. 150 miliardi di euro all'anno di soldi sporchi però, che in quanto sporchi il mafioso non se li può godere. Li deve prima, per potersi davvero godere, riciclare e ripulire. Arriviamo subito all'oggi, saltiamo pari pari questi 50 anni e oltre. Oggi come oggi io mafioso che voglio ripulire, riciclare il mio denaro sporco, investendolo in attività commerciali, industriali e via seguitando, case, ristoranti alla page, stabilimenti eccetera, apparentemente regolari, ineccepibili. Oggi come oggi io mafioso dove vado a fare riciclaggio? Non in un deserto perché mi beccano subito, non sono stupido, se fossi stupido non sarei mafioso, i mafiosi tutto sono meno che stupidi. Quando li vedete in televisione, Riina, Provenzano, quando era ancora vivo naturalmente, con aria di messa, contadinotti semplici, rozzi, ignoranti, non è vero. Sanno quale atteggiamento assumere davanti alla televisione per sembrare quello che vogliono far credere. No, sono furbi e intelligenti e se non sono abbastanza hanno tanti di quei soldi per comprarsi i migliori cervelli che la piazza sporca offre, che ci pensano questi cervelli a ragionare per loro. Comunque ecco, mafioso non va a riciclare in un deserto perché lo beccano subito, sarebbe stupido. Dove va a riciclare oggi come oggi? Che c'è la crisi economica, la crisi di liquidità, che lui non soffre, perché tutte quelle attività illecite gli riempiono purtroppo per noi quotidianamente il portafoglio, gli gonfiano sempre di più le tasche. Ma a riciclare dove, nonostante la crisi di denaro, ne circola ancora relativamente abbastanza, nonostante la crisi, e quindi il denaro mafioso sporco può, per essere riciclato, meglio confondersi
con quello altrui pulito, e così l'operazione di riciclaggio può più facilmente andare a buon fine senza che il mafioso sia scoperto. Ma dov'è allora che si fa questa operazione oggi? Basta fare 1+1, si arriva a 2, nel centro, nel nord del nostro paese, dove nonostante la crisi si sta ancora relativamente, per alcune fasce sociali, bene, e quindi di denaro ne circola ancora abbastanza perché i mafiosi possano riciclare con maggiori prospettive di successo. Allora, ecco, le mafie al nord sono una cosa logica per il crimine organizzato, per la mafia. Niente di cui stupirsi. Quando a Torino comincia nel novembre 2011, se non ricordo male, l'operazione Minotauro, 150 arresti, sono tanti, tantissimi che cadono dal pero, politici, amministratori, intellettuali, giornalisti, sacerdoti, gente con la testa pensante, che gira dicono questo: ma questi magistrati cosa vogliono? Stanno dando la caccia ai fantasmi, stanno correndo dietro le ombre. Noi piemontesi, noi, virgolette, savoiardi, cosa abbiamo a che spartire con questi rozzi, sporchi, brutti e cattivi pastori dell'Aspromonte? Ma non me la raccontate giusta, ecco. Non ci volevano credere. Non ci volevano credere. Si stupivano di una cosa che avrebbero dovuto avere sotto gli occhi da un'infinità di tempo. A Torino, dove Bruno Caccia, il magistrato che ho ricordato prima, quando diventa procuratore della Repubblica, viene ucciso, sentenza definitiva di Cassazione, lo afferma condannando all'ergastolo un certo Domenico Belfiore, famiglia ndranghetista di primo ordine criminale, insediata, trasferitasi a Torino, dalle parti di San Sebastiano Po, da un'infinità di tempo. A Torino la 'ndrangheta uccide il procuratore capo, non hanno mai ucciso, a parte Scopelliti, che però era un favore per Cosa Nostra, serviva per inceppare il maxi processo di Falcone Borsellino, non hanno mai ucciso magistrati, meno che mai fuori dalla Calabria. Lo uccidono a Torino, vuol dire che ci sono radicati e pericolosi. Minotauro, cadono dal pero, si stupiscono. Incredibile. Ecco, è come stupirsi che la pioggia bagna. L'innalzamento della linea della Palma non deve stupire. È come stupirsi che la pioggia bagna. Invece di stupirsi che la pioggia bagna, bisogna aprire degli ombrelli per non restare infradiciati. E in questi anni, a parte gli ultimi tempi, che finalmente un po' di consapevolezza comincia ad esserci, ecco che ad aprire gli ombrelli sono stati soltanto di fatto le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, i magistrati e gli altri che avevano in mano degli ombrelli che avrebbero potuto ben riparare se stessi e la collettività, politici, amministratori, uomini di cultura, uomini della finanza, dell'economia, eccetera. Gli ombrelli non ne hanno mai aperti. Ecco, allora se le mafie ci sono, e come se ci sono, ormai radicate, ormai pericolosamente presenti, e vanno diffondendosi ancora, queste operazioni sono importanti, tagliano alcuni rami, ma la pianta oramai ha messo le radici, ecco, e anche perché qualcuno non ha voluto vedere, non ha voluto accorgersi di ciò che era abbastanza evidente e non ha voluto soprattutto aprire gli ombrelli perché non restassimo tutti quanti noi bagnati. Perché la presenza delle mafie al nord significa profonda alterazione della politica, soprattutto dei piccoli centri. I 'ndranghetisti vanno per gradi, almeno sulla base dell'esperienza del Piemonte, si occupano dei piccoli centri, perché lì basta controllare un modesto pacchetto di voti per fare il bello e il cattivo tempo. Ma soprattutto condizionano l'economia. La faccio breve, saltando tutti i passaggi arrivo alla conclusione. Stanno cercando di creare situazioni di monopolio per attirare altri operatori economici nella loro orbita. Monopolio perverso, caratterizzato dall'assenza totale delle relazioni sindacali, dei diritti sindacali ai mafiosi non ne frega proprio niente, è caratterizzato anche dalla possibilità di ricorrere alla violenza, che è uno dei connotati e nel DNA delle mafie. Quindi condizionano la politica, partendo in maniera centripeta, si dice così, dalla periferia, poi per spostarsi anche altrove. Condizionano pesantemente l'economia, ci costringono a vivere in una situazione di pesante intimidazione
anche paura. Se c'è omertà è perché la gente ha paura dell''ndrangheta, anche quando l''ndrangheta non si manifesta facendo scorrere il sangue per le strade ogni giorno come magari la camorra a Napoli. Ecco, ci costringono a vivere in un clima pesantissimo, alterano la qualità della nostra vita, la peggiorano, e quindi sono non soltanto un problema per gli organi istituzionalmente deputati a occuparsene, sono un problema per tutti noi, cambiano la qualità della vita di tutti noi, peggiorano la qualità della vita di tutti noi, ci fanno vivere peggio e soprattutto stanno creando prospettive per cui Dio solo sa come sarà il futuro. Il futuro che tanto sta a cuore giustamente ai giovani dipende tanto, tantissimo anche da quel quantum di legalità che riusciranno a recuperare, soprattutto sul versante dell'antimafia, dell'anticorruzione, dell'antivasione fiscale, in modo da recuperare anche risorse, ricchezza, mancando la quale ci mancano anche tutta una serie di cose che se le avessimo vivremmo meglio e il futuro dei giovani in particolare sarebbe più roseo, per così dire. Ecco. La faccio sempre troppo lunga, mi riprometto di... Le faccio un'ultima domanda e poi lasciamo al pubblico la possibilità di fare qualche domanda. Secondo lei ci sono isole felici in Italia sotto il profilo, diciamo, della delinquenza, a prescindere che sia mafia, camorra, appalti, tangenti o altro? Ci sono isole felici o ci sono procure più attive e procure meno attive? Ma certamente siamo... Io le do sempre le due possibilità perché ho un po' di timore reverenziale nel fare certamente siamo un paese dove questi fenomeni sono presenti, ma a macchia di leopardo, come usa dire. Qui ci sono, là non ci sono, qui ci sono tanto, qui ci sono poco, qui ci sono in maniera massiccia, qui ci sono soltanto le prime avvisaglie. E questo per tutte le forme di criminalità, per tutte le forme di illegalità addirittura. Le tasse, gli italiani a reddito fisso le pagano fino all'ultimo spicciolo, quelli che non sono a reddito fisso non le pagano altrettanto. Poi ci saranno tutte le giustificazioni, tra virgolette, spiegazioni, meglio ancora, di un sistema fiscale oppressivo che non funziona bene, quindi... però il costo dell'evasione fiscale, cifra ufficiale, che il capo dello Stato Mattarella ha pronunziato, molti di voi la ricorderanno a fine anno, facendo gli auguri di buon anno, reti televisive unificate, la cifra ufficiale è fonte Mattarella a reti televisive pubbliche unificate, è di 125 miliardi di euro l'anno, una enormità che non si spiega soltanto col sistema che potrebbe funzionare, dovrebbe funzionare molto meglio. C'è gente che ci marcia, gente che potrebbe benissimo pagare e non tira fuori una lira, e i servizi poi li paghiamo noi, che invece le tasse le paghiamo o del tutto o molto più di loro. Comunque sia, 125 miliardi di euro l'anno, il 30%, questo è un dato ufficiale della Guardia di Finanza, finisce all'estero come capitale esportato illecitamente. Qui addirittura la rapina è portare via, non solo non pagare le tasse, ma portare via i soldi all'estero perché nel nostro paese non ci sia modo di investirli, di far sì che producano vantaggi anche al di fuori della cerchia dei diretti immediati esclusivi titolari. Non solo, gira e rigira, andiamo al sodo, siamo il terzo paese al mondo dopo Turchia e Messico per evasione fiscale. Non è un buon record, non è un buon record. Allora 125 più 60 la corruzione più 150 la mafia fanno, se non sbaglio, 335 miliardi di euro l'anno. Una rapina colossale che determina un altrettanto colossale impoverimento. Per cui, parlando in questi termini ai ragazzi nelle scuole, queste cose quantomeno finiscono per essere oggetto di riflessione, di ragionamento. Ogni recupero di legalità è un recupero di reddito, di ricchezza, di risorse. Un passo avanti per risolvere i gravi problemi economico-sociali che ancora ci affliggono. La strada giusta per distribuire meglio, in maniera più equa, le risorse, e quindi avvicinarsi almeno a quelle forme di giustizia sociale che sono l'obiettivo ultimo
della legalità, del rispetto delle regole. La legalità conviene, in parole povere. Più legalità, migliore qualità della vita, più legalità, più speranze per tutti, ma per i giovani in modo particolare, di un futuro che valga maggiormente la pena di essere vissuto. Ho risposto alla domanda, perché poi parlo... Ha risposto alla domanda. Allora, io innanzitutto vorrei fare un grande applauso al